Siamo tornati in studio, parliamo di politica e lo facciamo con Flavio Tosi, sindaco di Verona, ma anche leader del movimento Fare. Vi siete presentati a Roma, insomma un movimento che sta assumendo una caratura di spessore anche nazionale. Soddisfatto e dove... Ma diciamo, intanto buongiorno a tutti. Soddisfatto perché le cose a Roma stanno... Forse, perché è una partita complicata quella che si sta giocando, quella che sta giocando Renzi, forse cominciano a cambiare nel senso che uno può condividere o meno le riforme che Matteo Renzi porta avanti, ma comunque le porta avanti. La differenza, molti paragonano Renzi a Berlusconi perché è un comunicatore, tant'è che Berlusconi gli stava simpatico Renzi. Ma la differenza di fondo, che non è irrilevante fra Renzi e Berlusconi, è che Berlusconi, quando ha avuto maggioranze larghissime con il centrodestra, non ha avuto mai la forza, il coraggio di essere deciso e dire queste sono le riforme, queste sono le cose che servono e si fanno, altrimenti si va a casa tutti. Renzi, che ha numeri decisamente più stretti, perché basta vedere adesso al Senato, insomma, è una battaglia molto tirata anche con la sua minoranza interna della sinistra del PD. Però c'è il vostro appoggio al Senato, se non sbaglio. Ma noi sulle riforme abbiamo detto che comunque noi non facciamo il boicottaggio, tant'è che tutte le volte che si è votato articoli, emendamenti che prevedevano di far saltare le riforme, di rimandarle in commissione, di dichiararle incostituzionali, cioè quindi di bloccarle, noi abbiamo votato contro, che non vuol dire votare per il governo, far parte della maggioranza, vuol dire che sulle riforme, sui contenuti possiamo definire cosa, se il Senato serve a qualcosa, non serve, qual è il ruolo, ma fare il boicottaggio, presentare 83 milioni di emendamenti che poi te li prendono e te li buttano nel cestino, o sbraitare in aula o insultare in aula non serve a niente. Il Paese le aspetta le riforme. E quindi se ci fossero delle buone riforme, se Renzi domani mattina va in aula e dice propongo l'abolizione della tassazione sulla prima casa, voglio vedere chi vota contro. Ci saranno sempre quelli che diranno no, non devi solo abolire la tassa sulla prima casa, ma anche, tanto comunque va bene quello. Posso chiederle cosa pensa di quel comportamento, lei parla insomma di ingiurioso che comunque c'è stato in Senato da suoi ex compagni di partito, dimostra una debolezza della Lega Nord? O è il gesto di un singolo? No, dimostra una scelta pianificata da parte di Matteo Salvini che la Lega Nord l'ha cambiata, perché c'è un episodio che non è stato più di tanto evidenziato ma che balza agli occhi, il voto della Catalogna, che è un voto comunque impressionante, perché è vero che è un'elezione regionale, sì, è un'elezione regionale che magari i secessionisti, chiamiamoli così, non hanno avuto il 50,1% dei voti, ma hanno sfiorato il 50%, cioè un voto incredibile. E la Lega, che una volta sicuramente, ma perché è sempre stata la battaglia della Lega quella dell'indipendenza, sarebbe andato Salvini e chiunque altro a rivendicare quella battaglia, a sostenerla, non ne ha detto una parola. Quindi Salvini cosa ha fatto? Ha scelto un percorso diverso per la Lega, che non è più appunto quella dell'autonomia e del federalismo, e preferisce la via, ha visto che tutto sommato, da un punto di vista, se uno ragiona non tanto per fare le cose per portare a casa un risultato, ma per portare a casa i voti, che sono due cose diverse, perché certe volte quando fai le cose... Eletti, però bisogna fare le cose. Sì, però dipende, perché ripeto, c'è chi cerca di ottenere il consenso provando a fare delle proposte e provando a cambiare il paese. C'è chi invece, il Grillo è il maestro e Salvini diciamo è il discepolo, dice io faccio casino, sbraito, insulto, propongo delle cose che so che non passeranno mai, perché Salvini, tant'è che adesso del no euro parla gran poco, perché dopo che in Grecia... Grillo ormai è stato citato, mi pare da 6-7 mesi. Grillo sta facendo un percorso, diciamo, sta tornando alla normalità, mentre Salvini sta dicendo, prima ha detto il no euro sapendo che dall'euro non si esce, poi ha detto la flat tax al 15% sapendo che la flat tax al 15% in Italia non sta in terra perché il paese fallisce un minuto dopo. E quindi lui dice, io dico alcune cose sapendo che non sono realizzabili, però prendo il 10-15% dei voti e quindi vinco le elezioni. Poi vinco le elezioni, porto a casa un gran consenso elettorale, serve? No, lo metti nel congelatore e lo lasci lì perché tanto governa Renzi. E se Salvini, che è quello che spera, andrà al ballottaggio con Renzi, vincerà Renzi. E ma quindi se non gli fa sbaglio Salvini proprio in questi giorni ha parlato mettiamoci a un tavolo riferendosi all'altro Matteo. Quindi sì, sta perdendo mordente? Ho capito, ma fai fatica a dire prima
Mandi avanti Calderoli che presentò 83 milioni di emendamenti, insulti tutti, compreso Matteo Renzi, compreso il Papa, compreso chiunque passa che non gli va bene. Dopodiché dici, beh, adesso sediamo a trattare. Probabilmente sarà Matteo Renzi che decide se sedersi a trattare con Matteo Salvini o con chi. Senta, il fatto che Matteo Salvini 15 giorni fa, 20 giorni fa abbia così investito della candidatura di premier nazionale Luca Zaia fa sempre parte di questo scombinato piano di alzare i toni e poi abbassarli nel momento in cui vede che non ha più la clac? Secondo me, e del resto basta guardare le elezioni di Milano, se uno si va a riguardare le dichiarazioni, perché insomma bene o male la storia politica è questa. Salvini fino a non molti mesi fa, quando si parlava delle elezioni comunali a Milano, diceva io farò il candidato premier, se però ci fossero prima le elezioni di Milano io faccio il candidato sindaco a Milano perché voglio diventare sindaco di Milano. Adesso dice esattamente il contrario, cioè che lui non farà il candidato sindaco a Milano, che bisogna trovare qualcun altro, si candida, perché appunto quello l'ha detto invece, ha ribadito questa linea, a premier, però siccome si è un po' sovraesposto, e allora normalmente quando ti sovraesponi cosa fai? Prendi un altro e lo metti davanti. E quindi ha detto no, il candidato premier è Zaia, dopodiché fra una settimana, 2, un mese diranno il candidato premier lo faccio io. Lei ha lasciato la Lega Nord perché c'è Salvini? Ma diciamo è stato espulso da Salvini per due motivi diciamo di fondo. Uno, un modo diverso di porsi, perché per dire sull'euro, quando io appoggiai, perché Salvini il principale suo avversario interno e quello che poteva candidarsi contro di lui alla segreteria federale era Flavio Tosi, come segretario della Liga Veneta. E trovammo un accordo con lui e con Roberto Maroni di dire ruoli diversi, Salvini fa il segretario federale della Lega, Tosi persegue la leadership nazionale e questo diciamo fu l'accordo poi non mantenuto da qualcuno. Però all'interno di questa scelta io dissi a Salvini, guarda, non è smentibile perché è un fatto anche di pubblico dominio, guarda che io per esempio sull'euro non dirò mai che bisogna uscire dall'euro perché non ci credo e siccome non l'ho mai detto non è che vado a dire cose che non... E lui mi diceva va bene, tu tieni pure la tua linea. Diventato segretario dice no, adesso tutti dobbiamo dire che bisogna uscire dall'euro, se io non ci credo non lo dico, quindi un motivo è quello. Secondo me se una cosa non è credibile, se una cosa non è seria, tu non vai a dire agli elettori. Sono sindaco da 8 anni, sono stato assessore regionale per 2, se hai responsabilità di governo le stupidaggini non le dici. Dici le cose che puoi fare e provi a farle. L'altro motivo è quello che mentre prima la Lega appunto era una cosa diversa, la Lega di Umberto Bossi è veramente un raro animale politico nel senso positivo del termine, a parte la malattia che ovviamente poi l'ha minato, ma lui sapeva veramente quando la Lega era di lotta e di governo, Bossi veramente era uomo di lotta e di governo, sapeva comunque diciamo far casino, se possiamo usare questo termine magari un po' banale, però poi con pochi punti percentuali portò a casa il governatore del Piemonte, il governatore del Veneto, il governatore della Lombardia e fior di ministri. Però Salvini invece tutti questi voti che prende li sta portando al macero. Però questi governatori e questi ministri non hanno cambiato di una virgola l'Italia verso una visione federalista che erano un po' i concetti base della Salvini Lega Nord o trova, al di là di Salvini, perché poi insomma questo è un po' il passato, in fare il suo movimento, quali germi della Lega Nord di Bossi lei ha trasferito? Perché credo che insomma il progetto ideologico sia ancora nelle sue corde. Siamo rimasti coerenti a quelle idee di fondo. Io sono entrato in Lega e ci sono rimasto per 25 anni, quando la Lega parlava di federalismo, perché nei primissimi anni 90, sono entrato in Lega nel 90, si parlava di federalismo e non di secessione. Secessionista non sono mai stato ed è stato anche quello uno dei motivi di dissenso perché Flavio Tosi in Lega diceva che non bisogna fare la secessione. Dissenso da parte dello stesso Bossi, no? Bossi prima e Salvini poi, perché comunque io ero quello che violava l'articolo 1 della Lega perché dicevo che non si fa la secessione. Dopodiché adesso tutti dicono che non si deve fare la secessione, va bene così, ma appunto questa è la coerenza. E quindi rispetto a quelle idee, l'idea di federalismo, di usare bene i soldi pubblici, di buona amministrazione, i costi standard, quelle sono le cose che sono praticabili. Cioè, il federalismo non è una cosa campata per aria, il federalismo, i paesi moderni che funzionano, gli Stati Uniti, la Germania, la Svizzera, i paesi che diciamo l'hanno applicato, hanno dimostrato che il federalismo fa veramente risparmiare perché appunto vuol dire che tu pretendi in tutto il paese che ci siano gli stessi servizi, gli stessi costi
e che i centri di spesa restino legati al territorio. Io devo dare spazio alla pubblicità, torniamo tra un paio di minuti sempre con Flavio Tosi, a tra pochissimo. Siamo tornati qui in studio con Flavio Tosi. Io sono molto interessata appunto del ruolo di Fare all'interno della compagine nazionale attuale. Che dialogo c'è in corso con Matteo Renzi? Proprio in questo momento l'hai detto sui contenuti delle riforme possiamo esserci. Lei ha incontrato noi abbiamo Renzi? incontrato Matteo Renzi un paio di settimane fa, dicendogli esattamente questo. Se su alcuni contenuti importanti, cioè il Senato è, al di là del fatto che sia eletto direttamente o meno, che per dire la sinistra del PD ha fatto una battaglia feroce perché dovesse essere eletto direttamente, ma in realtà ai cittadini interessa cosa fa il Senato, perché se tu puoi eleggerlo direttamente ma se il Senato non fa nulla, tanto vale che lo togli. E invece noi abbiamo detto su alcuni contenuti, cioè il Senato, siccome dovrà essere il Senato delle regioni, deve davvero avere il potere di rappresentare le regioni in quel di Roma e quindi confrontarsi con la Camera, quindi con ruoli diversi, sui temi regionali. Allora, questo abbiamo detto a Matteo Renzi, ci stiamo confrontando col Ministro Boschi, i nostri giù a Roma, si confrontano col Ministro Boschi dicendo questi sono i nostri emendamenti, non ne abbiamo presentato 83 milioni, ne abbiamo presentati pochi, su alcuni emendamenti abbiamo detto noi ci terremmo che troviamo una formulazione, ma facciamo in modo che il Senato abbia davvero, per esempio, l'articolo 116, che è quello dell'autonomia differenziata, quello che dà la possibilità di, come regioni, avere la possibilità, le regioni virtuose, di portarsi a casa più autonomia perché sono capaci di gestirsela. Quelli sono temi molto molto importanti per le regioni, davvero, soprattutto per le regioni come Quindi la non nostra. c'è una virata centralista, quindi, no. analizzando nel dettaglio Allora, le riforme, hanno degli elementi... Se si riesce a migliorarle, e quindi l'impostazione che io spero che alla fine una scelta che deve fare Matteo Renzi è una scelta difficile e coraggiosa, perché adesso basta guardare anche i voti segreti di questi giorni. Voi siete utili in questo momento, eh? Ma credo che soprattutto gli si dà un messaggio di speranza diversa, perché lui ha a che fare con la sinistra interna, che sono la Bindi, che sono i Bersani, che sono i D'Alema, che sono comunque la vecchia guardia veterocomunista. E quelli ogni volta, adesso sul Senato, domani sulla famiglia, dopodomani sulla legge di stabilità, cioè tutte le volte che ci sarà un passaggio importante, questi gli si mettono per traverso, perché comunque loro rappresentano una cosa totalmente diversa da Renzi. Renzi non è quella roba lì. E quindi se si creasse uno schieramento di centrodestra, quindi rimanendo legati a quelli che sono i principi di fondo del centrodestra di sempre, e dire guarda che su alcune cose in concreto ci confrontiamo e ci possono essere i numeri per fare le riforme, io credo e spero che lui abbia il coraggio di dire a questi che lo ricattano ogni piè sospinto, dire adesso la finite di ricattarmi e adesso si fanno le riforme che servono al Paese. Questo potrebbe aprire uno scenario diverso, perché oggi come oggi, se si andasse a votare domani mattina, non si va a votare domani mattina perché se Renzi vuole portare a casa l'eliminazione dell'IMU sulla prima casa, una serie di sgravi fiscali, è chiaro che deve avere il tempo per portare a casa le riforme. Anche per portarsi a casa un margine di voti nel 2018, perché se non arriva, ai consensi. Io faccio alcune cose, dimostro che sono state fatte bene e quindi chiedo il consenso. Lo schema oggi sarebbe, siccome è previsto il ballottaggio, ci va comunque Renzi, perché Renzi ci va. Se ci va, come è oggi previsto, con Grillo o con Salvini, Renzi vince. E voi che ruolo potreste avere? Penso anche nel 2018, state staccando un biglietto per una grande coalizione modello germanico? Io spero che il centrodestra possa, che non vuol dire fare gli inciuci, perché appunto gli accordi sotto banco sono accordi, il patto del Nazareno fra Renzi e Berlusconi è sbagliato perché non se ne conoscono i contenuti, cioè nessuno sa esattamente su cosa si sono messi d'accordo, ma confrontarsi in maniera come in Germania, appunto, sì, grande coalizione, dove quando sono da fare le riforme difficili, complicate, che sono quelle che però raddrizzano il Paese, e bisogna farle perché altrimenti questo Paese non verrà mai fuori, spesa pubblica, debito pubblico, burocrazia, giustizia, ci sono alcune riforme che sono urgentissime e vanno fatte.
Se sono fatte bene, sarebbe bellissimo che le parti politiche si confrontano sui contenuti quando, se ci si ricordiamo, perché dopo le cose si dimenticano. Napolitano a un certo punto, quando c'è stata quella fase caotica che non se ne veniva fuori, nomina 40 saggi, prendendoli da un po' tutti i partiti e anche al di fuori dei partiti, dicendo vi mettete intorno a un tavolo e anche se non la pensate politicamente allo stesso modo, anche se non siete dello stesso schieramento, fate delle proposte. Un compromesso storico. Ma non è il compromesso storico nel senso negativo del termine, nel senso di dire ci mettiamo d'accordo per spartirci potere. È dire le riforme che servono sono queste e sono queste, al di là che governi Renzi, al di là che governi Berlusconi, al di là che governi qualcun altro, le riforme sono queste e si fanno. E Forza Italia in questo contesto, proprio in questa ricostruzione, che fare, credo stia facendo di un centrodestra moderato, che insomma non esiste più un centrodestra. L'errore che secondo me sta facendo Berlusconi, poi non è che posso giudicare Berlusconi, perché Berlusconi no, parliamo di Forza Italia. È comunque la persona che per 20 anni è stato il riferimento del centrodestra. Però lui sta scegliendo una linea che è quella di seguire il percorso dettato da Matteo Salvini e rischia, come sta succedendo del resto, di svuotare completamente dei voti di Forza Italia e questi voti dovranno finire. Una parte minore, tutto sommato, va comunque su Salvini, perché dicono a questo punto votiamo direttamente l'originale anziché votare la copia. Una parte va su Renzi. Per una parte su di voi è possibile? Ma soprattutto una parte va su Renzi perché dicono comunque è un elettorato che vuole provare a fare qualcosa e a quel punto dai voti a Renzi sperando che le faccia e una larga parte non va a votare. Cioè di quel 50% che non va a votare, una larghissima parte sono ex elettori di centrodestra. E i 5 Stelle? E i 5 Stelle è un elettorato incazzato e quello dicevo prima, che Grillo e Salvini fanno in modo diverso la stessa cosa. Cercano di andare a recuperare, c'è un momento di crisi. C'è quindi difficoltà a trovare lavoro, facilmente lo si perde, la gente è incazzata, scandali, la politica dà brutti esempi e quindi cavalcare la protesta su alcuni temi, vuoi che sia l'immigrazione, che è un problema, però è chiaro che un discorso è affrontarlo e risolverlo, un discorso è cavalcarlo perché elettoralmente in questo momento si sta risolvendo perché c'è una strana cappa di silenzio, no? sulla vicenda. Beh, diciamo che adesso il fatto il problema, allora, la soluzione c'è maltempo, quindi la Libia adesso non partiranno più. Ma però c'è la rotta balcanica, no? In realtà il punto è che oggi i paesi instabili che generano questi flussi migratori straordinari sono la Siria e la Libia. Se tu stabilizzi, come sta facendo intelligentemente Putin, perché Putin uno gli può pensare che sia il nemico politico, storico dell'Europa, che sia l'avversario degli Stati Uniti, se lui stabilizza la Siria fa un piacere all'Europa, cioè, l'Europa ha tutto l'interesse. Quindi lei è favorevole ai bombardamenti? Sì, ma non perché dico bravo Putin, viva Putin, perché non è che Putin è stato eletto da una democrazia, Putin perché anche lui di fatto è una pratiche. specie di dittatore tutto sommato, perché non è che sia esattamente democratica la Russia, però lui sta adottando una linea rispetto alla Siria che per l'Europa è conveniente, la politica estera devi farla anche per convenienza e se lui stabilizza la Siria sconfigge l'ISIS e ferma una parte imponente di flussi migratori, l'altra parte, e questo deve farlo l'Europa, perché gli Stati Uniti le mani non ce le mettono e la Russia non lo so, è mettere le mani in Libia, perché se non stabilizzi la Libia, appena tornerà il bel tempo, ne arriveranno altre centinaia di migliaia. E cosa ne pensa della notizia apparsa proprio in queste ultime ore dell'Italia che va a bombardare in Iraq? Beh, se tu combatti l'ISIS, noi siamo fortunati, ma non è solo un fatto di fortuna, evidentemente l'ISIS ha fatto scelte diverse. L'Italia oggi è un porto di mare dove entra chiunque, potrebbero entrare e fare, sperando in Dio che non lo facciano mai, stazioni, stadi, piazze, potrebbero fare disastri ovunque, perché l'ISIS sono dei macellai. E quindi se tu combatti l'ISIS ovunque fai bene a farlo. Se lo fai bombardando in Iraq, se lo fai in Siria, se lo fai in Libia, siccome l'ISIS è un nemico pericoloso del mondo, va combattuto in tutti i modi. Parliamo di Veneto. Come il suo movimento può incidere, sta incidendo nelle politiche di questa regione? Indubbiamente in Veneto lei è proprio all'opposizione più diretta, no? Perché c'è una maggioranza quasi monocolore, il suo ex colore verde, e quindi come vede il dibattito in corso del Consiglio regionale attraverso i suoi, quali sono gli obiettivi, le prospettive? Noi stiamo presentando via via delle proposte, perché appunto la protesta sterile non serve assolutamente a nulla. Stiamo presentando via via delle proposte, abbiamo fatto una campagna elettorale su una base di programmi sulla sanità e su tutta una serie di temi e stiamo portando delle proposte di legge, delle mozioni
che ricalcano il programma elettorale, cioè dicendo, siccome in campagna elettorale abbiamo detto che avremmo fatto questo, questo e quest'altro, noi facciamo delle proposte, dopodiché speriamo che con buon senso la maggioranza, non dico che ci accolga tutto, ma magari qualcosa che può condividere, che gli pare giusto, magari lo faccia passare. Come non facciamo opposizione a priori a Luca Zaia dicendo qualsiasi cosa propone Zaia è sbagliato. Vediamo quello che propone, se fa delle proposte giuste gliele voti a favore, non è che appunto devi guardare il contenuto delle proposte e non valutarle sulla base di chi le propone. Lei è stato assessore alla sanità, è stato anche indicato come il dominus per parecchi anni della sanità, il PDL 23, no? Questo famoso provvedimento che prevede una governance di tutte le strutture delle aziende sanitarie attraverso la cosiddetta azienda zero. È un'idea buona, cosa ne pensa? È un'idea a cui aveva lavorato già lei? Insomma, ci fa un po' un excursus. Allora, è un'idea che non condivido proprio perché, essendo stato assessore alla sanità, è una materia che ho avuto la fortuna di poter approfondire. La sanità è la principale, non dico totalitaria, ma insomma il 70% del bilancio della regione e delle regioni finisce nella sanità e nel sociosanitario. E quindi il compito prioritario che hanno le regioni è organizzare e gestire la propria sanità, più di qualsiasi altra cosa, oltre ad altre attribuzioni, ma questa è decisamente quella più importante. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le commissioni devono fare le proposte, stabilire quale modello sanitario praticare, come organizzare gli ospedali, quanti metterne, con quali bacini, come organizzare i servizi, come razionalizzare gli uffici. Questo è il principale compito della politica regionale. L'azienda zero cos'è in concreto? L'azienda zero dice: io creo un soggetto esterno, che è questa azienda zero, con a capo una persona nominata dal governatore, e questo soggetto esterno si occupa di programmazione, organizzazione, acquisti, personale, cioè praticamente decide tutto quello che riguarda la sanità veneta. E quindi vuol dire che il compito principale che ha la Giunta e il Consiglio, che ripeto è quello dell'organizzazione sanitaria, viene messo all'esterno e gestito esternamente dalla Regione. Ma si può fare legalmente, costituzionalmente, secondo lo statuto della Regione? Allora, secondo me, da un punto di vista legale e costituzionale, uno può farlo, perché è una scelta politica, ma secondo me è profondamente sbagliata. Quando io ero assessore alla sanità, non so se ho fatto bene, non so se ho fatto male, ma la gente sapeva che Fabio Torri rispondeva del fatto che gli ospedali fossero un determinato numero, che funzionassero in un certo modo, che l'organizzazione sanitaria fosse, perché c'era un assessore, c'era una commissione quinta che è quella che si occupava di sanità, e quindi c'era qualcuno che aveva una responsabilità politica di questo. Questo verrà cancellato, si prende una persona all'esterno che decide tutto, ma veramente tutto. E quindi a questo punto, visto che si parla di razionalizzare le USL e fare le USL provinciali, potresti anche cancellarle, perché in realtà i direttori generali delle USL non serviranno più a nulla, perché se le assunzioni vengono decise e deliberate dall'azienda zero. Ma come fa un'unica persona senza un consiglio di amministrazione? No, viene costruita una struttura, cioè l'azienda zero, c'è un capo che evidentemente è il dominus della sanità, che ripeto è esterno. Quindi il contende ruolo che ha avuto in passato. Ma non è contende ruolo, è che la differenza è che Flavio Tosi venne eletto quella volta con 28.000 preferenze e quindi rappresentava gli elettori e rispondeva agli elettori. Tu invece prendi una figura che non ha il consenso popolare, che non è stata eletta e che non risponde all'elettorato, e gli dici: decidi tutto tu, nel bene e nel male. Magari va bene e magari fa tutto giusto, magari fa degli errori, e il problema è che però tu gli crei un sistema dove se paradossalmente qualcuno volesse rimediare all'errore non lo puoi più fare, perché l'azienda zero, io veramente invito anche i telespettatori che stamattina ci stanno guardando, si vadano a leggere, ci vuole un po' di pazienza, ma si vadano a leggere anche solo le attribuzioni che vengono passate. Il PDL 23 del 26 giugno lì si trova. Se uno va in internet se lo trova nel sito del Consiglio regionale. Non ci sono stati degli emendamenti in corso, perché allora, adesso deve essere comunque approvato in Consiglio regionale. Si deve ancora discutere, però per come è formulato è semplicemente la scelta di accentrare qualsiasi decisione, per questo dico tanto vale l'US cancellarle, e mettere nelle mani di una persona che non è, fosse il governatore sta bene, cioè se il governatore dice io sono il governatore, ho preso il 50% dei voti del Veneto, mi occupo io della sanità,
ci sta perfettamente perché è stato eletto dai cittadini e quindi quella è una sua competenza, ma che si prenda un esterno e si dica a questo esterno guarda adesso il sistema sanitario veneto lo fai e disfi tu tutto quello che meglio credi, questo credo che sia ma magari è il Presidente del Veneto che comunque ha potere di veto sulle decisioni di questa figura, no, viene delegato in assoluto. Per come è scritta nel progetto di legge dell'azienda zero c'è praticamente una delega in bianco consegna delle chiavi totale, quindi se una USL deve fare una sanzione glielo deve chiedere l'azienda zero. Se una USL deve modificare... potrebbe dire, beh, ci potrebbe essere un grande risparmio. No, perché in realtà se uno va a guardare i parametri di virtuosità delle USL, perché poi ci sono le pagelle e ci sono alcuni indicatori, viene fuori che talvolta sono alcune USL piccole che sono più efficienti di quelle grandi, perché le USL troppo grandi, come in tutte le realtà anche aziendali, talvolta il troppo grande ti fa esplodere i costi perché è difficile da gestire e quindi ci sono delle dimensioni ottimali. Quindi lei è contrario anche alle 7 USL? Non è quello risparmio, per dire. In provincia di Verona ci sono 3 USL, in Veneto ne abbiamo 21. Tu hai comunque in Veneto 21 uffici del personale, 21 uffici tecnici, hai tutta una serie di realtà duplicate. E sono costi Casomai questi. è quello che devi andare, cioè devi andare a razionalizzare quello, la logistica. Tu hai ogni USL che si organizza la logistica del farmaco, che sono tanti soldi di spesa perché vuol dire spostare. Ma non c'è anche un centro unico di gestione della quello sto dicendo, cioè sono queste le cose dove devi andare se proprio una logica aziendale a mettere assieme per risparmiare. Questi sono numeri veri, perché uno dice risparmiamo 14 stipendi dei direttori generali. Se tu prendi 14 stipendi dei direttori generali più il direttore dei servizi sociali, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, che sarebbe il risparmio vero che fai togliendo alcune USL, alla fine risparmi, se è tanto, 1 milione per USL. 1 milione per USL ne togli 14, sono 14 milioni, dice beh caspita sono 14 milioni di risparmio. La sanità veneta vale 8 miliardi e mezzo, quindi per questo dico i risparmi veri li fai su altre cose, non su queste. Ma è necessario quindi, secondo appunto leggendo il PDL 23, accentrare anche per risparmiare perché sono diminuiti i trasferimenti della sanità, quindi c'è un rischio che ci sono meno soldi da Roma? In realtà la questione è, diciamo, l'informazione non è del tutto corretta quella che è filtrata, perché non è che viene tagliato il fondo sanitario, semplicemente tutti gli anni, ma questo è normale, la spesa sanitaria aumenta perché la popolazione è sempre più anziana, perché i farmaci oncologici, che sono quelli che purtroppo, visto che è la patologia principale che colpisce le popolazioni, soprattutto quelle anziane, i farmaci oncologici sono sempre più moderni, efficaci, ma costosi. E quindi tu hai un trend di crescita del costo sanitario. Quindi lo Stato si mette d'accordo con le regioni anno dopo anno e dice quest'anno il fondo sanitario è 106, l'anno miliardi, l'anno prossimo è 110, quello che ha per ora enunciato, poi bisogna vedere come si chiude questa trattativa, il governo, è dire quello che era il trend di crescita previsto ti do meno dell'aumento che era stato previsto, che non vuol dire ti taglio, rispetto all'aumento che ti avevo promesso ti do un minore aumento. Allora è giusto o sbagliato? È sbagliato se tu lo fai in maniera lineare, cioè se tu dici anziché aumentare di 3 miliardi il fondo sanitario a livello nazionale, lo aumento di 1 e quei 2 miliardi che tolgo li tolgo in proporzione a tutte le regioni in base agli abitanti. Quello è sbagliato perché ci sono le regioni come il Veneto, la Lombardia, l'Emilia, la Toscana, la Puglia, tutto sommato, ci sono alcune regioni che hanno i conti in ordine per la sanità e quelle non le devi andare a tagliare, devi andare a togliere quelle risorse aggiuntive a quelli che li sprecano, perché ci sono alcune regioni che invece ancora oggi sprecano pesantemente. Secondo lei la sanità veneta è sempre eccellente o sta avendo una battuta d'arresto? Parlo di liste di attesa e anche questa lista dei 203 farmaci, giusta o sbagliata? Ma il fatto che l'eccellenza, allora noi siamo come sistema paese il paese che per la sanità spende meno di tutto il mondo occidentale, a parte insomma, alcuni paesi magari insomma, rispetto alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra, agli Stati Uniti, ai grandi paesi occidentali, noi siamo quelli che spendono rispetto al PIL, noi spendiamo un 7% poco più del PIL per la sanità. Ci sono paesi che spendono il 14, il 13, il 12, l'11, cioè spendono comunque tutti molto più di noi. Rispetto a quello che l'Italia spende per la sanità è un sistema efficientissimo, perché ha un costo bassissimo rispetto alle prestazioni erogate. E il Veneto, in questo panorama, insieme a quelle 2 o 3 regioni che si dicevano prima, è quello che riesce a dare le migliori prestazioni con i minori costi.
L'azienda zero, secondo lei, passerà in Consiglio regionale, considerando che insomma, la maggioranza è abbastanza forte? Secondo me se può passare perché i numeri ci sono, però sarebbe un errore per i consiglieri regionali. Sono stati eletti, ripeto, per governare il Veneto. La principale, che è quella che chiaramente tengono di più i veneti, l'attribuzione, è quella appunto del governo del sistema sanitario, perché è quello che dà la funzione della salute, e quindi credo che sbaglierebbero a privarsi della possibilità di decidere, perché se tu dici tutte le scelte le fa l'azienda zero e non ne parliamo più all'interno del Consiglio regionale e della Giunta regionale, credo che sarebbe un errore per la democrazia, quindi sbaglierebbero i consiglieri di maggioranza a votare in questi termini. Condivide quindi la mozione del Movimento 5 Stelle che ha invitato tutti i sindaci e i cittadini ovviamente a porsi di traverso, visto che non sono stati neanche consultati su questo? All'interno di questo provvedimento, al di là che non siano stati consultati, adesso stanno cominciando, perché dopo le proteste la Regione sta cominciando ad andare sul territorio a sentire le opinioni delle conferenze dei sindaci e quindi anche dei territori. Ma l'azienda zero prevede che il ruolo dei sindaci, delle conferenze dei sindaci diventi zero, mentre oggi invece... non a caso è stata chiamata azienda zero, però bisogna riconoscere un titolo azzeccato al provvedimento. Se uno la guarda sul fatto che azzera la comunicazione qualsiasi altro è tipo di ruolo, viene, e questo è un altro degli aspetti poco noti ma sbagliatissimo, viene cancellato all'interno di questa riforma l'aspetto della direzione dei servizi sociali, sì, infatti. Che quello è sbagliatissimo perché il Veneto ha un sistema di grande equilibrio fra sistema sociale e sistema sanitario, che sono integrati e funzionano bene. Il sociale viene cancellata la direzione, viene sottoposta a quella sanitaria, mentre invece devono avere pari dignità, perché sono due spese che vanno gestite separatamente facendole integrare, ma non puoi mettere l'una sotto all'interno dell'altra, perché sono due cose diverse, sono due servizi, la sanità è la sanità, il sociale cosa vuol dire? Vuol dire la casa di riposo, vuol dire una serie di servizi territoriali che non possono essere messi subordinati agli altri. Noi siamo subordinati al tempo a disposizione, ringrazio Flavio Tosi, devo chiudere qui questa puntata, io vi ringrazio per averci seguito, ci rivediamo domani mattina. Grazie.